tutte le mattine alle 5:15 faccio la mia esibizione per la novena. Sono alla Zampogna da quasi 25 anni. La Zampogna, diciamo, è stata una mia curiosità avvicinarmi, visto che a Santa Lucia in passato c'erano, diciamo, alcuni anziani che la suonavano. Io, essendo, diciamo, un musicista, perché ho studiato al conservatorio, mi sono cimentato ad avvicinarmi pure a questo strumento, e quindi, siccome poi mi ha appassionato, continuo questa tradizione che spero di non far perdere a Santa Lucia. La Zampogna fondamentalmente è in due parti. La parte principale, che sono le canne, da dove viene fuori il suono. Questa è la zampogna a para, appunto perché le due canne principali sono della stessa lunghezza, più un bordone basso, quello più lungo, bordone medio centrale, bordone acuto, quello più corto. E la sacca, cioè l'otre, dove viene messa tutta l'aria per poi dar sì che il classico mantice per far suonare, diciamo, lo strumento. Sono quasi 60 anni che faccio la novena, prima da chierichetto, poi da strumentista e infine con la Zampogna. Io sono nato e cresciuto qua, questa è la mia pezzetta di giochi, sempre dalla mattina alla sera, tranne quando c'era un po' di scuola, ma io sono cresciuto qua, in queste strade, quando ancora non c'erano macchine per strada parcheggiate.